Alberto Cristini, artista, autore delle opere esposte nella mostra Le Dantiche. Ci parli delle sue opere? Salve a tutti, ecco in questo caso da pittore e illustratore ho cercato di mettere in scena, mettere in atto ecco, la Divina Commedia su ispirazione dell'amico Gian Domenico Mazzucato, praticamente trasformare quindi le parole in illustrazioni. Un compito sicuramente non facile, però dico la verità molto molto divertente, molto appassionante e quindi diversi canti vengono rappresentati dalle carte, sono un mazzo di carte da 40 carte più una 41esima che dice cosa c'è in ogni carta. Quindi riferimento al purgatorio, paradiso, inferno, eccetera. Quindi per conoscere, tra virgolette, in modo anche divertente, in minima parte, diciamo comunque la Divina Commedia. E certamente gli scenari rappresentati e le immagini, insomma, danno adito alla fantasia poi di ripercorrere quella che è in realtà la Divina Commedia, insomma, ecco, in maniera molto modesta, però ecco, ho cercato proprio di fare qualcosa possibilmente piacevole, perché con queste carte tra l'altro si può giocare a briscola, si può giocare con le carte proprio da briscola, e però al tempo stesso con dei riferimenti anche alla storia e alla letteratura. Grazie.